Aspettano tutti il business plan della Regione da 12 milioni di euro ed ampio respiro, in alternativa al progetto più contenuto da 1,5 milioni per 3 anni che potrebbe essere portato avanti da una nuova società. E siccome del cosiddetto piano della Regione non si sa alcunché, qualcuno ha addirittura adombrato l'ipotesi che non esista neppure. Ed è vero, la Regione non sta lavorando al progetto di rilancio del Nevegal. La Regione, attraverso l'assessore al turismo Canera, ha chiesto ai privati, cioè agli impiantisti della parte alta della provincia, di produrre uno studio per capire se per il Colle c'è e ci potrà essere un futuro. Canel non usa giri di parole, al telefono chiarisce: se ci sono tentennamenti sulla Newco è perché chi attualmente è interessato alla prosecuzione dell'attività degli impianti sa che non potrà rientrare dell'investimento fatto sui 3 anni e quindi chiede un finanziamento totalmente pubblico, circostanza che evidentemente non è percorribile. Se non è una pietra tombale poco ci manca, ma gli operatori del Nevegal continuano a battersi. L'hanno fatto anche oggi al tavolo convocato a Palazzo Rosso con il sindaco e gli assessori al turismo, al bilancio e allo sport. Il sindaco dice che è pronto a mettere dei soldi, chiaramente di fronte a altri tanti soldi privati. Chiaramente noi non abbiamo la forza di mettere tutti questi soldi, quindi bisogna vedere cosa succede. Siamo pronti a mettere qualcosa, eventualmente a metterci a disposizione anche per la gestione, però chiaramente non abbiamo 1 milione di euro nelle tasche per poter andare avanti. Ecco. Il punto centrale, spiega il sindaco Massaro, è trovare il privato interessato a entrare e gestire la nuova società. La soluzione vera? Gli impiantisti devono rendersi conto che il Nevegal è il campo scuola della provincia di Belluno. Il Nevegal non è solo di interesse locale, ma è anche di interesse regionale, perché come abbiamo anche sempre detto facciamo l'avvicinamento di tutto il Basso Veneto, quindi che poi andiamo a popolare anche tutte le altre stazioni. Quindi per questo motivo, e da questo punto di vista ho visto massima apertura da parte del sindaco, bisogna che la Regione passi questo messaggio.